viaggio continua, ci trasferiamo ora virtualmente a Selargius. Il 2008 è un anno importante per la formazione che vedete già disposta alle mie spalle, perché un gruppo di amici già impegnati in quello che è il mondo delle tradizioni decide di valorizzare appunto le tradizioni dell'area di appartenenza, quindi del Campidano, dando vita a una formazione, un percorso di studio, un percorso di ricerca che ha voluto approfondire quelli che sono i dettagli dell'abito tradizionale indossato e poi i canti e ovviamente il ballo, spoglio di tutti quelli che sono i legami legati appunto alla modernità, ma un passo indietro nel tempo per riproporre il vero ballo del Campidano, in questo caso di Selargius. Ovviamente quando si parla di Selargius ci si riferisce anche al matrimonio selargino, diventato ormai un evento. Gli sposi in abito tradizionale attraverso l'incatenamento segnano quella che è la loro promessa d'amore. Ma adesso l'applauso va agli amici del gruppo Fedorapuzzu di Selargius. Sono già disposti perché sono pronti per ballare. Walter Mameli con il suo organetto li accompagnerà. Ballo sardo campidaneso a Sciampita, il primo ballo che propongono, a seguire su Ballu e Missa. Gruppo folk Fedorapuzzu da Selargius.